La tosatura della pecora in diretta su Second Life, ma non solo, i navigatori di tutto il mondo, collegandosi su internet, ieri hanno potuto assistere anche alla preparazione della ricotta. L'agriturismo Samandra apre una finestra sull'universo telematico di Sardinia Second Life, l'isola virtuale nata per promuovere le tradizioni e la cultura sarda. L'azienda di Mario e Rita è l'ultima in ordine di tempo ad aver aderito all'iniziativa. E per celebrare l'ingresso nella terra tridimensionale hanno voluto organizzare una vera festa. Balli sardi sulle note dei canti tradizionali accompagnati dalla fisarmonica e dalla voce potente del solista, coreografie semplici ma di grande impatto visivo. E poi suonatori di Launeddas a ricreare un'atmosfera unica nella splendida tenuta a pochi chilometri dall'aeroporto di Fertilia. La gara di tosatura ha appassionato il pubblico. Forbici affilate alla mano, gli uomini dell'azienda hanno rasato la lana delle pecore in pochissimi minuti. Le donne invece hanno preparato il pane fatto in casa e controllato la cottura dei porcetti lasciati allo spiedo diverse ore. Interessante anche la preparazione del formaggio, un'arte che si tramanda di padre in figlio e che segue un rituale immutato nel tempo. L'isola di Second Life è in rapida crescita. La Sardegna virtuale su Second Life è una realtà in continua evoluzione, creata nel maggio 2007 per volontà di due fratelli di Porto Torres, Mario e Marco Pireddu. La Sardegna in 3D ospita monumenti tra cui la Reggia Nuragica di Barumini, il santuario di Monte d'Accoddi, il Pozzo Sacro di Santa Cristina e altri ancora. L'isola è nata per ospitare eventi e realtà del mondo sardo, è stato detto durante la conferenza stampa a Samandra, e offre uno spazio di promozione per gli operatori del turismo e della ricettività, per i produttori dell'artigianato, dell'agroalimentare e delle imprese tecnologiche.